Buongiorno, buongiorno signore, buongiorno signori. Oggi è scattata un'ora solare molto speciale. Quando abbiamo il nostro Stefano Paggioro parliamo sempre di musica e di bellissima musica, ma questa puntata in particolare ha avuto una lunga rincorsa. Abbiamo pensato di farla, abbiamo desiderato farla, abbiamo desiderato omaggiare non soltanto un musicista unico e assolutamente irripetibile, questo ragazzo qua, Renato Carosone, al quale va tutto il nostro amore, tutto il nostro affetto, tutto il nostro ricordo. Lo ricorderemo e ne parleremo oggi raccontando tutto il suo genio, che da Napoli è arrivato fino a New York, un uomo che ha fatto ballare e cantare il mondo e continua ad essere così, ma lo sottolineo dall'inizio, un galantuomo per tutta la sua vita. Dopodiché, tu vuoi fare l'americano? Renato Carosone, andiamo! Porte cazzone con un stemma rete, una cuppolella che mi si era alzata, passi scampagnano pattulete, come lo guappa te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, senta me chi tu fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi pecca a me. Chi te li dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, americano. Ma si nato in Italia, senta a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Allora, Renato Carosone, grazie ad Antonio Coppola, una voce splendida, parleremo di Antonio tra poco. Il maestro Riccardo Balsamo, grazie di essere con noi. Allora, signori, non solo e senza di lui non l'avremmo realizzata questa puntata come tutte le altre, il nostro Stefano Paggioro, ma con lui un ospite d'eccezione, Antonio Carosone, nipote di Renato Carosone. Dove c'è Paggioro c'è musica, eccolo. Grazie di essere con noi, grazie infinite, grazie infinite. Allora, dico sempre allora io, ma insomma il senso è questo. Abbiamo sentito Tu vuoi fare l'americano, intanto signor Antonio, posso chiamarla così? Che belli occhi azzurri che ha, belli, bellissimi. Me lo dicono tutti. Lo dicono tutti, io lo so, e quando uno è bello, che vuoi fare? Intanto grazie, perché è un onore averla qui con noi. Stefano Paggioro, grazie di cuore sempre per tutto il tuo lavoro. Continuiamo a ballare su questa musica, certo, che è del 1956. Ah, però è tonda proprio. Esatto, è un anniversario anche della canzone. È un anniversario, sì, tondo quest'anno. Sì. E quindi tu vuoi fare l'americano, paroliere napoletano? Nisa, Nicola Salerno. Sì. L'incontro avviene grazie a Mariano Rapetti, padre di Mogol, altro nome enorme. Esatto. E questa canzone fa un successo enorme in tutto il mondo e ancora oggi si canta. Allora, sentite, Renato Carosone ci ha fatto solo un torto. Di anni ne avrebbe dovuti fare 110. E sarebbero stati pochi se fosse vissuto per 110 anni. Quello che sappiamo è che per nostra infinita gioia il 3 gennaio del 1920 lui nasce e il cognome era con la U in realtà, Carusone. Sì. Carusone. E quando cambia? Quando diventa Carusone? Nel corso del tempo. Senta, signor Antonio, lei è figlio... Tra l'altro zio Renato poi l'ha cambiato successivamente. L'ha cambiato successivamente. Zio Renato. Ha fatto ritornare Carusone. Che bello sentirlo dire zio Renato. Che zio è stato questo zio? Spettacolare. Insieme alla moglie, devo dire la verità. Zia Lita è stata una persona eccezionale. Zia Lita è stata una... Ci hanno voluto molto bene. Allora, me l'ha detto poco fa Antonio Carosone nel corridoio, mi ha detto sicuramente un galantuomo è un uomo che è stato sempre legato alla famiglia. Lei è figlio del fratello piccolino, Ottavio, giusto? Sì, il terzo. Il terzo, il più piccolo, Ottavio. Sì. E lui è stato
legato alla sua famiglia. Molto, moltissimo. Sempre, tutta la vita. Specialmente con zia Olga avevamo un rapporto molto stretto. Anche perché loro perdono la mamma da piccoli. Prestissimo, sì. Sono rimasti con questo nonno che li ha gestiti, diciamo così. Li ha gestiti. E io leggo da palcoscenico, dal libro di Stefano Paggioro, che per me è fondamentale, perché tutte le volte vado e cerco, leggo questa nota. Forse Renato bambino avrebbe voluto anche scendere per strada, giocare, no? E invece fu messo a suonare il pianoforte, sì, per nostra fortuna. Costretto, si può dire così, costretto a suonare il pianoforte. Posso dire una cosa che raccontava zio Renato? Che certo. Il suo grande rammarico è stato che quando lui ha avuto il grande successo che poi ha avuto negli anni 50, mio nonno è morto e quindi non ha potuto, come dire, gioire, godere di questo grande successo. Perché lui veramente ha voluto che zio Renato studiasse il pianoforte. Zio Renato il pianoforte, Olga il violino e il papà. Però gli altri due. Del signor Antonio la batteria. Vabbè, ho capito, però adesso non me li butti giù così, papà e zia. Eccola qua, guardate che bella questa fotografia. Che bella, che meraviglia. E quindi insomma Renato, come tutti i bambini, avrebbe voluto fare altro, avrebbe voluto fare il bambino. Questa è una foto stupenda. Questa mamma che mancò troppo presto. Ed è vero, sì, certo, Stefano, il papà, il nonno del signor Antonio non ha potuto vedere il grande successo, però a noi piace pensare che l'abbiano visto comunque, insomma. Certo, Però Carosone, e questo lo diremo per tutta la nostra puntata, manterrà per tutta la vita questa capacità di essere una persona nel grande, che splendore. Grazie per queste fotografie, sono bellissime, veramente bellissime. Di essere una persona semplice, lo posso dire? Sì. Nella grandezza delle persone semplici. Sì, posso dire che tutti i cantanti che ho conosciuto, di cui ogni tanto parliamo nelle varie puntate, mi hanno parlato tutti bene di Renato Carosone, anche oltre dell'artista straordinario, ma dell'uomo. Uomo buono, generoso, un antidivo. Sì. È una persona per bene, quindi verità. Scusate, un antidivo, un uomo generoso, una persona per bene, ma hai detto tutto, voglio dire, c'è tutto quello che si possa pretendere. Un'ultima cosa prima di fermarci con la pubblicità e poi andiamo di musica e poi andiamo di racconti molto, molto, molto speciali. Signor Antonio, com'era stare con zio Renato a casa, i vostri Natali? C'era sempre un bel pianoforte, ovviamente. Certo. Com'era stare in famiglia? No, lui amava stare insieme a noi, insieme a tutta la famiglia, perché mio padre ha avuto 3 figli maschi e zia Olga 3 figlie femmine, di conseguenza era una famiglia abbastanza allargata. Numerosa. E quindi noi eravamo molto spesso a Natale, specialmente quando lui poi si è trasferito a Bracciano, quando ha smesso di suonare. Vicino Roma, sì. Quindi noi andavamo lì, stavamo 3, 4, 5, 7 giorni e quindi facevamo questi... E quindi c'era di che gioire a casa Carosone. Sì. Noi ve lo raccontiamo ancora, raccontiamo l'uomo che ha conquistato l'Italia e il mondo, raccontiamo l'uomo che ha avuto la capacità di dire smetto qui. Ma tutto questo tra poco in musica all'ora solare, a tra poco. Ma poco, Chi sente e chi mo canta appresso a me e veramente s'affaccia luna per tutta sta marina da bronci da resina si dice guarda là una femmina che fa Maruzzella, Maruzzella, te mi serinda all'occhio mare e mi mise in bietta a me lo dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onda quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dolce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Allora
dedicata al grande, grandissimo Renato Carosone, l'uomo che trasformò la musica napoletana in un'eterna festa ed è stato capace di portare questa musica ovunque nel mondo, e la balliamo ancora la musica di Carosone e vogliamo ancora ascoltarla. Stefano Paggioro, grazie di essere con noi, e Antonio Carosone, il nipote. Signor Antonio, lei mi deve sopportare oggi, lei capisce che avere un Carosone in studio è una cosa talmente bella, e non soltanto un Carosone, ma avere lei con questi ricordi splendidi di uno zio splendido. Stefano, era l'immediato dopoguerra, definiamolo così, era un paese, il nostro, che si risollevava, tentava di risollevarsi, e Renato Carosone ha fatto tantissimo per noi, ivi compresa questa canzone che diventò anche un film. Sì, sì, nel 1955 lui la scrisse con Enzo Bonagura, che è stato un poeta che ha scritto delle canzoni straordinarie, e poi l'ha dedicata a sua moglie questa canzone, ed è un po' una canzone diversa dal suo stile, dal suo genere, questo anche per dimostrare che era capace di scrivere anche delle bellissime melodie. Che era un musicista a tutto tondo, senza a 360 gradi. Si è diplomato in pianoforte all'età di 17 anni. Ah, però 10 anni il pianoforte è uno strumento meraviglioso, ma è tanto, tanto difficile. Film con Marisa Allasio, un po' strappacuore, no, chiaramente doveva essere così. Ecco, il ricordo di Renato Carosone non può prescindere dal fatto che quest'uomo sia stato molto oltre quelle canzoni e quella musica che noi amiamo ancora oggi ascoltare. Lui era un grandissimo musicista. Lui, signor Antonio, faceva parlare la tastiera, non la suonava, la faceva proprio parlare. Per un ragazzino che poi è diventato ragazzo come lei, frequentare questa famiglia, quanto è stato bello, la famiglia di zio Renato e di zia Lita. Tenga conto che io ho vissuto 2 anni a Milano con lui. Che fortuna. Scusi, mi è sfuggita. Sono stato strappato da Napoli, dai vicoli di Napoli. Dai vicoli di Napoli? Perché l'hanno strappata dai vicoli di Napoli? Perché era troppo scalmanato? No, non so per quale motivo i miei genitori... perché era scalmanato? No, non è vero, no, per carità. Lasciamo stare. No. E quindi hanno detto vai a stare con zio. Ecco, quello stare, quei 2 anni come sono stati? Bellissimi, bellissimi perché, vabbè, a parte che vivevo in un mondo completamente diverso, si frequentavano famiglie importanti della Milano dell'epoca, quindi è stata una bella esperienza. Senta, zio Renato, volevano bene tutti? Tutti, perché era una persona modesta, mai non arrogante, assolutamente, disponibile, allora, per bene. Per bene, quest'uomo per bene, che ad un certo punto va a lavorare ragazzino in Africa, proprio quando il papà rimane vedovo e c'è bisogno di una forza in più. No, cioè, diciamo fondamentalmente il mio nonno gestiva all'epoca il Mercatante, che era un vecchio teatro per cui era nel mondo artistico, e nella Galleria Principe Umberto, dove stazionavano i vari artisti, cantanti, avevano bisogno di un pianista quando l'esercito aveva bisogno di essere, come dire, rallegrato, e per cui zio Renato, il nonno, il pianista zio Renato, lo mandò in Africa a fare questa cosa, e da lì poi è iniziata la sua grande carriera. Che è diventato poi direttore d'orchestra. Assolutamente, andando in Africa però trovò l'amore. Trovò l'amore, diciamo, la cosa più importante. E la storia d'amore con la zia Lita, che era una ballerina, veniva da Venezia. Faceva parte del corpo di ballo dell'epoca. È una storia bellissima, perché la zia aveva già un figlio. Era una ragazza madre, che all'epoca era particolarmente complicato. E lui si innamora di questa donna e adotta questo bambino. Ragazzo Pino, Giuseppe, che all'epoca immagino avesse 3-4 anni, 5 anni. E sarà il loro figlio per tutta, la vita. Giuseppe è eccellente artista, pittore, ma poi spiegheremo anche come Renato Carosone diventi pittore. Insomma, è una storia bella questa, Stefano. Cioè, ti dice un po' per quei tempi, no? Un uomo che mette, antepone l'amore, se è amore è amore, quindi ma poi via. Anche la sua tenacia, a me ha colpito della storia che mi ha raccontato anche Antonio, del fatto che lui quando va in Eritrea subito non ha successo perché quel tipo di musica viene proposta a un pubblico del nord Italia che non ama o non apprezza, non capisce bene le canzoni napoletane. Sciolgono la compagnia,
ma lui vuole rimanere e con un'altra compagnia, spostandosi ad Asmara, poi inizia ad avere grande successo. E c'è una chicca che mi ha raccontato Gloria Christian, che salutiamo, che ci segue, che lei lo ha conosciuto perché anche lei era ad Asmara, piccolissima, perché suo padre suonava la tromba, era un trombettista nelle compagnie di varietà, e lei dice: io mangiavo il gelato in braccio a Renato Carosone e gli sporcavo la camicia. Vabbè. E dice: quello è stato il nostro primo incontro ad Asmara. Signora Gloria Christian, intanto noi le mandiamo un grande bacio e ringraziandola della sua attenzione per l'ora solare, per TV 2000. Gli sporcavo la camicia, che splendore, che splendore. E quest'uomo, per questo ho detto 110 anni non sarebbero bastati, quest'uomo era veramente amato da tutti. Noi abbiamo un documento importantissimo. Renato Carosone è stato, il maestro Carosone, è stato intervistato dal nostro collega qui a TV 2000, Sergio Canelles, e quella fu la sua ultima intervista. Noi ve la riproponiamo. Siamo felici di riproporvela perché Renato Carosone è sempre vivo ed è sempre nel nostro cuore. Ricordò che, appunto, rientrato dall'Africa, dove rimase per 9 anni circa, trovò immediatamente lavoro e una sera gli venne chiesto, gli venne proposto di formare un trio, perché quello era un puro sangue, un cavallo puro sangue, Renato Carosone, guardatelo. Era finita la guerra, altro che vivere. Naturalmente era un punto a capo e quindi la gente si voleva divertire. E io naturalmente col trio, perché riuscii a formare un trio, e trovai un olandese che si chiama Van Wood, che tutti hanno conosciuto, che cantava bene in 3-4 lingue, così. E poi telefonai al direttore, dico: guardi, io ho quasi formato il trio, però mi manca il batterista. Dice: Caruso, non si preoccupi perché il batterista sarò io, l'ho conosciuto io. E chi è questo batterista? Un certo Gegè Di Giacomo, che lei quando verrà a fare le prove qua a Napoli, insomma andiamo a Napoli e Van Wood con la chitarra per provare. A un certo punto, permesso di giorno era, e night che è tutto al buio così. Buongiorno, io sono Gegè Di Giacomo, sono il batterista. Va bene. Mi ha mandato il dottor Pacenza per... E la batteria? Dico no, la batteria non ce l'ho perché l'ho portata a cromare. A cromare, siccome aveva fatto la stagione estiva, allora tutte le cromature si erano ossidate. L'ha portata a cromare. Cioè, e come proviamo? Dice: non si preoccupi, va dietro al banco, alla boîte del bar, così prende un plateau con dei bicchieri sopra, un paio di forchette, ci possiamo cominciare. Ora signori, questa intervista andò in onda il 23 maggio del 2001, il 20 maggio aveva chiuso gli occhi Renato Carosone e noi l'abbiamo riproposta con tutta l'emozione del caso. Arriviamo adesso anche al trio, però signor Antonio, che effetto fa rivederlo? È incredibile. È bello, eh? Bellissimo. Bello da ascoltare, bello in questo racconto. Era così, Renato. Era così, era esattamente così. Allora, l'olandese era Peter Van Wood. E Gegè Di Giacomo era una cosa a parte. Un altro genio nel suo... Un altro genio. Sì, assolutamente. Eccoli qua. Qui, questo è il batterista che aveva coniato un modo di dire, no? Sì, per sì. iniziare. Canta Napoli. Canta Napoli. Mi stupisco che tu non lo faccia cantare a loro, ma insomma, perché effettivamente... No, ma avremo una sorpresa fra un po'. Ah, ecco, fantastico. Allora, Gegè Di Giacomo, Riccardo Rauchi e Alberto Pizzigoni. Sì, questa poi... è la compagnia, poi perché sono passati diversi cantanti, perché poi a un certo punto Peter Van Wood decide di fare la carriera solista, di cantante, e quindi lui cerca altri musicisti, cantanti. Allora, anche Franco Cerri farà parte. E anche il grande Franco, chitarrista meraviglioso. Stupendo. 3 gennaio 1954 è quella data che da lì in poi ci ha dato da mangiare, nel senso è nata la televisione in Italia, quindi primissimi messe in onda, esperimenti, come dire, no? Spettacoli, furono i primi
sì, ad essere invitati nella nascente televisione. Guardate che bello. Di Giacomo non ci credeva molto, diceva ma non ci vedrà nessuno perché nessuno ce l'ha. E Renato gli dice no, però facciamolo perché questa cosa dicono che diventerà importante. E infatti... Se siamo ancora qui a parlarne. Allora, di questi tempi, raffreddore incluso, vabbè, insomma, è troppo da dire. Quando tu dici pigliate una pastiglia, ci stai male, pigliate una pastiglia. Da quando è arrivato Renato Carosone, pigliate una pastiglia, è diventato un altro modo di dire e un altro modo di cantare e suonare. Pigliate una pastiglia. Canta Napoli, Napoli in farmacia, I cammino ogni notte, I cammino sbarianno, I non tengo mai sonno, non chiuro mai l'occhio e non bevo caffè. Vado cocca, sienta a me, vado cocca, sienta a me, una persiana che sbatte, un lampione che luce. E un ubriaco che dice bussando alla porta ma rapa con c'è a 3 mesi non dormi più una bucchella vorrei scordare gente decide ma come già fa pigliate una pastiglia sienta a me per mi fa scordare per mi fa dormire il mio dolce amore pigliate una pastiglia assieme a me per mi fa sentire come un gran pascià che mi nebbia il cuore in te vetrine tutte i farmaciste la vecchia camomilla ha preso il posto alle palline grigi fosfato promo televisionato grammi 003 ah pigliate una pastiglia assieme a me. Bravo, tra poco... Ah, eccole! Le mie ragazze si sono scatenate! Brave, così si fa. Brave. Allora, signori, Antonio Coppola, ancora applauso, bravo. Riccardo Balsamo, grazie maestro. Qui siamo nel 1957. 1957. Era il periodo dove arrivavano appunto questi primi farmaci per dormire. A un certo punto loro si domandano chissà se ci sarà anche una pastiglia contro il mal d'amore e allora nasce questa idea sempre con Nisa. Antonio Carosone e Stefano Paggioro, quando Renato Carosone cantava, portava oltre ad una capacità musicale che stiamo raccontando una ventata di simpatia che non era... Avrebbe potuto anche non essere automatica, insomma. Lo zio era un concentrato di simpatia. Zio Renato contestava i cantanti che facevano musica seria, dice, perché la musica deve far divertire, e quindi era questa la sua filosofia, lo raccontava sempre questa cosa. Quindi doveva far divertire. Ma lo zio studiava tanto, per studiava intendo dire, suonava tanto a casa, si preparava... Sì. Lui aveva un pianoforte... Quando era a Bracciano aveva questa villa che aveva diversi piani, al piano inferiore aveva questo pianoforte a coda e poi aveva anche un suo pianoforte verticale in camera sua, perché non dormivano insieme, perché lui la notte si svegliava, non voleva dar fastidio e quindi dormiva in un'altra e suonava e studiava. Signori, abbiamo un audio che dobbiamo ascoltare, perché chiunque abbia tentato di studiare pianoforte, quando ha sentito questa roba qua, ha detto sarà dura, me inclusa. Sentite un po'? Posso avere il massimo audio, grazie? Allora, e come ci parli sopra? È un po' difficile parlare sopra questa musica, questo è pianofortissimo. Stefano, che diventa un po' la sua... Un po' la sua sigla e lo suonerà fino alla fine, con queste difficoltà, con queste agilità, lui fino all'ultimo sarà a questo livello. Allora, sentite, pianofortissimo e Renato Carosone. Adesso raccontiamo anche il viaggio di Renato Carosone in giro per il mondo. Carosone sarà alla Carnegie Hall di New York. Sì. Per primo. Per primo, tutto primo.
andrà all'Ed Sullivan Show, Sì. dove per essere invitati o eri il numero 1 al mondo o non ti chiamavano, per capirci, e lo inviteranno. Certo. E ha riempito i teatri di tutto il mondo di una energia, di una forza, di una bellezza musicale che andavano ben oltre Torero, Pigliate una pastiglia, cioè ben oltre queste Sì, sue... non era solo questo lui, era proprio un insieme di buon gusto, di qualità e di arte. Perché Buon appunto, gusto, qualità e arte. sì, senza dubbio. Un personaggio unico nella storia della nostra musica italiana. Sì, non ce n'è un altro. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare Carosone, vuoi saper suonare, avrai da penare un bel po'. Era una leggenda Renato Carosone, amato da tutti, lo ripetiamo, ci ha raccontato qualcosa di lui Tullio d'Episcopo. Grazie Tullio, andiamo. Renato Carosone, incredibile. Devo fare un film di 2 ore per parlare del maestro Renato Carosone, ma non abbiamo il tempo. L'immensità, la storia, il maestro, il coraggioso, ebbe l'intuizione, ma lo sentiva dentro, di abbandonare nel pieno del successo. Ma io ero piccolo e sul programma nazionale della radio ogni giorno alle 14 era Renato Carosone e il suo gruppo e io sul tavolo vicino alla radio suonavo appresso al maestro Renato Carosone che alla batteria aveva Gegè Di Giarmo. È stato un pioniere, ha insegnato a tutti e ha portato Napoli in tutto il mondo, come poi ha fatto Pino Daniele dopo, che anche Pino Daniele amava Renato Carosone e viceversa. Io ero molto amico del maestro Renato Carosone e lo penso spesso, lo tengo in cuore. Grazie Tullio, grazie a te, lo tengo in tuo cuore, perché questa è la storia di Renato Carosone, Stefano, no? Sì. È questo. Poi anche Tullio è un'altra persona straordinaria, oltre ad essere un grande artista anche lui. Una persona eccezionale e che noi amiamo follemente. Te lo immagini bambino che suonava sui bicchieri, Tullio, voglio dire, stiamo parlando di insomma, le massime altezze. Signor Carosone, il grande, meraviglioso Renzo Arbore, al quale mandiamo tutti i baci del mondo. Renzo Arbore è tra gli estimatori, gli amici, le persone che lo hanno amato. Erano molto amici. Negli ultimi anni della sua vita zio Renato l'ha frequentato molto, o viceversa, no? E viceversa, no? Viceversa. Con l'orchestra italiana, poi Renzo Arbore ha fatto ciò che ha fatto, noi l'abbiamo visto. Senta, cosa le dicono le persone che lo hanno conosciuto, le persone, quelli che gli sono stati amici? Quando ve lo raccontate? Molti non ci sono più. Lo so, molti non ci sono più, però... No, vabbè, noi della famiglia lo ricordiamo con grande affetto perché ci è stato molto vicino, molto vicino, sotto tutti i punti di vista. Cioè, vuol dire... Sotto tutti i punti di vista. Sì, vuol dire ricordarsi di essere fratello... Grande solidarietà, grande vicinanza. Ha voluto molto bene a noi nipoti. Vi viziava? Insomma, sì, direi di sì. Regali? Ma questi grazie sempre a zia Lita, perché era la sua compagna e ci amava molto, proprio tutti i nipoti in assoluto. È stata bella questa storia d'amore con zia Lita? Sì, si sono voluti molto bene, sì. Grande rispetto reciproco. Zia Lita era una gran bella persona. Io la ricordo molto con grande affetto. Pensate che bella la storia, Stefano, la vita, no? Che non fa fare a Renato Carosone, come dire, può succedere, ma neanche una sbavatura, neanche una stonatura. Sì, esatto. Il suo spartito è stato perfetto, dall'inizio alla fine, sì, senza dubbio. Dall'inizio alla fine, eccolo qua. Credo che non abbiano mai litigato. Sembra strano, ma credo che non abbiano mai litigato. No, non sembra strano. Quando ci si trova, ci si innamora e si è complici. No, complici delle cose più belle della vita, allora non si litiga. Ma poi zia Lita suppongo che abbia avuto
come dire, la grande capacità di comprendere l'affetto che zio Renato aveva nei nostri confronti. Quindi non si è mai messa di traverso sotto tutti i punti di vista. Non ha mai avuto gelosie? No, assolutamente no. Forse aveva un po' di gelosia verso la sorella, zia Olga, che era molto legata, però, ma quella, però poi la superava questa cosa. Ma quella la sorella è sempre preferita, perché no, insomma, voglio dire, la sorella, dicevete, ma mia sorella. E certamente non è dedicata a zia Lita, ma proprio no. La canzone che stiamo per ascoltare, che nel divertimento porta in sé un senso di grande civiltà. Io l'ho sempre letta così, fin da bambina, quando l'ho ascoltata per la prima volta, nella voce di Antonio Coppola e nella tastiera del maestro Riccardo Balsamo, Che la la. Sentite un po'? St'amore mi teneva incatenato, m'ha detto basta e mi son liberato. Ma pare che turchino cielo, ma pare che lucento sole, io cuore canto pa felicità. Che la, mo va dicendo che mi vuole assai. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi spara. Che la, non sape che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e zitella resterà. Che la, che la, che la. Allora, no, zitta, muta, scusate. Che la, non sape che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e zitella resterà. Che la, che la, che la. Grandi, un modo, come dire, per chiudere le relazioni in maniera civile, ma questa è un'altra storia. Stefano Paggioro, anno? 56, sì. E l'abbiamo scelta perché una delle caratteristiche di Carosone era anche quello di riprendere canzoni lanciate e scritte da altri autori e di personalizzarle. E poi questa ha una particolarità perché la musica è di Sandro Taccani, che era milanese, e poi è stata scritta insieme a Di Paola, che era pugliese, e il paroliere, il grande maestro Umberto Bertini, romano, e il primo interprete è stato Marino Marini, che era toscano. Però è una canzone napoletana a tutti gli effetti. Abbiamo fatto il giro d'Italia, esatto. E poi cade tra le mani di Renato Carosone. Vi dico soltanto che Sir Paul McCartney, quello dei Beatles, nel caso qualcuno avesse dubbi, diceva, ha sempre detto di sapere solo una canzone in italiano, Che la la. Ora lo so, pagheremmo tutti per sentirgliela cantare, ma perché non la canta? Perché non fa qualcosa? Chi lo sa? Ma scrivigli, Stefano, scrivigli, tu puoi. Allora ci fermiamo soltanto per un attimo, ancora Renato Carosone, pianofortissimo, ancora. A tra poco l'ora solare, ci siamo, e sta voce che non torna. Puntata dedicata a Renato Carosone. Il maestro Balsamo intanto mi ha detto che c'è, non me lo sveli, c'è un aneddoto legato al Sarracino? No, ma non posso fare spoiler, quindi no. non anticipo niente. Poi, però insomma, c'è. Abbiamo capito chi era il Sarracino. Probabilmente. Beh, vede, l'uomo sa mantenere la suspense. Allora, Antonio Coppola, noi intanto lo ringraziamo perché... Ma sta bella voce, da dove salta fuori questa? Diciamo che è una passione che mi accompagna fin da piccolo. Ma lei che lavoro fa? Io faccio musica, faccio eventi, faccio piano bar. Quindi proprio è il suo sì, fare musica. Sì. E fin da bambino, però sì, le ha sentite fin da piccolo le canzoni di... Diciamo che mi è stato anche forse un po' trasmesso da mio padre, perché a suo tempo, insomma negli anni '80, mio padre è stato un giovane cantante napoletano. E quindi mi è stato trasmesso. Cioè Carosone è nel DNA di Napoli. Diciamo, sì, molto attuale, assolutamente, sì. Molto attuale. Molto attuale, vedi che bella. Nelle feste non manca mai l'occasione per cantare o Sarracino, tu vuoi fare l'americano, quindi per divertimento, ecco. Quindi... Senta, ho guardato per evitare di fare errori, ma lei
Sì. Torero, me la canta? Assolutamente sì. Molto bene, questo è mio, cosa fa? Allora, Torero, signori, Torero, 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 Renato Carosone. Tu pierdo sonno in coppe giornalette e mamma ti minaccia e padre ti s'arraggia. Ti fanno girare capo sti fumetti guardandoti in tuo specchio. Vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questa scusa in uno studio giù. Oh torero, ti si piazzato in capo stu sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che naccari in da sacca va a ballare, mescolando bolero ciacciacchi vuon brugliare. Torero, gusti basetta sudamericano, con un sicario vania gamma se le picche. Torero, torero, olè. Ma bravi! Allora, guardate che seguito in questa fotografia, arrivo di Renato Carosone, 3 settembre 1957, Torero. Stefano. Ecco, Torero è particolare perché è legata al fatto che loro stavano concludendo un LP, un 33 giri, sì, e dovevano ancora inserire una canzone. Ascoltano la canzone Spagna di Perricomo per avere un'ispirazione, ma più di tanto non arriva questa ispirazione. Poi a un certo punto l'idea della Spagna del Torero viene fuori, tra lui e Nisa sempre, e poi gli esce anche un olè. Dice, ah, non sta male, quasi quasi facciamo un cia-cia-cia, che non è l'idea che avevamo. Iniziano a suonarla e diventa un altro capolavoro che starà, mi sembra, 21 settimane in classifica. Però è legata questa canzone anche al suo addio alle scene, di cui parleremo, credo, tra poco. Parliamone subito. Parliamo adesso. Dopo aver dato l'addio alle scene, con Emma Danieli in televisione, in televisione, lui quella sera di questo addio alle scene va in una strada di Milano dove aveva parcheggiato l'automobile, e mentre sta per salire in auto sente un'auto che passa, che ha un'autoradio, forse una delle prime del 59, in macchina Torero, e si fa una domanda e dice, ma finirà davvero così? E poi noi sapremo che non finirà. Non finirà però così. È particolare questa sua riflessione. Guardate, 1957 significa, avevamo parlato della nascita della televisione sì, nel 54, certo. Significa che Carosone prende, lo zio Renato, con Antonio Carosone, grazie di essere qui con noi, prende questa decisione, parla di ritiro dalle scene, perché sente di aver dato tutto. Era arrivato al massimo e non voleva essere sopportato, diciamo così. Perché che lui bella diceva, cosa che sta dicendo, non voleva essere sopportato. Raccontava che ormai arrivavano gli urlatori, Polanca, Celentano, Dallara, e quindi lui si sentiva un po' fuori posto. Però, a parte il E decide. Però attenzione, adesso vi riraccontiamo cose. Cosa fa? Lontano dalle scene, quest'uomo continua a suonare il pianoforte, continua a girare il mondo, perché chiaramente è questo, insomma, continua a essere Renato Carosone. Qui entra in campo il figlio, Giuseppe Pino. Sì. Lui decide di dedicarsi alla pittura. Sì. E con la stessa forza con la quale aveva studiato il pianoforte. Lui si iscrisse a Brera, quindi per poter poi studiare pittura, che è una cosa che gli piaceva, e ha fatto diverse cose seguendo questa storia, diciamo, della pittura. Che ricordo conserva lei di quei tempi? Cioè di uno zio che non voleva più essere in scena Renato Carosone? Così, lui si dedica anima e corpo a questa pittura. In questa casa di Bracciano che lui aveva uno studio dove lui dipingeva, faceva le tele da solo, si era organizzato anche una sorta di piccola falegnameria per poter realizzare queste opere. Ma non ebbe mai durante quel periodo quelle crisi, No, credo di no, credo che fosse appagato. Mario Trevi, sentiamo Mario Trevi, il cantante Mario Trevi, come lo ricorda.
Che uomo. Carosone è stato un grande ed è un grande. E quando io sono uscito a cantare nel 59, lui si è ritirato dalle scene e poi ha ripreso un'altra volta negli anni 70-80 e ci siamo incontrati molte volte a Milano, perché io andavo a incidere per la casa discografica Durium le canzoni classiche napoletane, le canzoni dei festival, eccetera. E praticamente ci mettevamo a parlare di Napoli, della nostra bella Napoli, e lui tutto soddisfatto, tutto contento, un verace napoletano, un grande artista, un grande uomo, un grande musicista e un grande pianista. Ciao, ciao, ciao Renato, ti vogliamo bene sempre, sempre, sempre. Adesso vorrei mandare un saluto affettuosissimo a Paola e a Stefano e tutti gli ascoltatori di TV 2000. Arrivederci, ciao. Mario Trevi è arrivato, bacio a lei maestro, grazie anche per questo ricordo, questa napoletanità di Carosone. E certo, immaginare che nel 59 l'Italia, il paese, venisse privato di vedere sulle scene un artista così. Sì. Ha fatto una scelta molto, molto drastica, molto particolare, però poi per fortuna è tornato. È tornato anche perché, signori, sapete perché è tornato? Gli avranno fatto due orecchie così, tutti a dire ma ci manchi, torna, ritorna, però in realtà tornerà 16 anni dopo. 16 anni dopo. E poi è un Carosone ancora più bravo, nel senso che lui, ove Antonio possibile, ci conferma, ha continuato a studiare il pianoforte e quando torna ci dà anche prova della sua bravura nell'elaborare pezzi classici, quindi è un Carosone diciamo ancora più completo. La lontananza dalle scene non ha mai fatto il paio con la lontananza dal suo pubblico, signor Antonio, no, perché mai, insomma io credo che non potesse uscire per strada suo zio, nel senso a Napoli, quando veniva a Napoli era impossibile camminare per strada. Era impossibile. Sì. Sì. Ma come mai non è mai tornato a Napoli a vivere? Beh, c'è una tradizione familiare che chi ha fatto fortuna all'estero, diciamo, o perlomeno lontano da Napoli, quando tornava a Napoli moriva per cui Renato. Questa è verità, è una verità assoluta. Diciamo, per quella che possiamo definire una sana scaramanzia, ecco, quindi zio faceva toccata e decisamente io ho avuto fuga. due zii che erano cugini, sì, che erano dei gioiellieri o perlomeno cose varie, avevano fatto fortuna in Africa, tornati a Napoli dopo un po' di tempo sono morti entrambi. E quindi... diciamo che napoletano era Renato Carosone e sempre rimase per tutta la vita. Posso aggiungere, quando lui ha comprato questa casa a Bracciano, questa villa a Bracciano, in pratica aveva questa villa con questo salone, con questa grande, che aveva di fronte la montagna di Bracciano e lui diceva che era dal quale al Vesuvio, quindi gli ricordavo questa montagna, cosa. Come chiamano a Napoli il Vesuvio, però vedete c'era sempre questo, grazie, anzi questo è un bellissimo ricordo. Lui era bravo in cucina, scusi. No, una cosa non la sapeva fare, dai, l'abbiamo trovata, non sapeva, però mangiava pure poco, a Napoli mangiava mozzarella, la cosa che gli piaceva di più è spaghetti a filetto di pomodoro e la mozzarella. E che vuoi mangiare d'altro, scusi, abbia pazienza. A Napoli il nostro Alessandro Tresa, giustamente, il nostro signor regista, subito ci mette questa cartolina della montagna e di Napoli. Allora, anche Sanremo. Sì, anche se non è proprio uno dei protagonisti di Sanremo, però nel 62 manda la canzone Gondoli Gondolà, sempre con Nisa, che arriverà al terzo posto, e poi nell'89 partecipa per l'unica volta con una canzone di Claudio Mattone, Una canzoncella dolce dolce. Claudio Mattone, caro. Senta, signor Antonio, lui ci fa a tutti, lo dico a lei che è il nipote, ci fa questo torto, appunto, a un certo punto, perché è morto nel sonno. Renato Carosone è mancato, ha avuto problemi di salute, si era ripreso perfettamente e poi il 20 maggio del 2001 ha chiuso i suoi occhi. Ecco, l'eredità che ha lasciato, eredità di affetti non oso immaginare, insomma, totale, ma l'eredità che ha lasciato qual è? L'eredità in senso l'eredità materiale? musicale. Ah, musicale. Musicale suppongo che abbia lasciato una cosa importante, voglio dire, molti artisti ancora si rifanno a questo suo modo di fare musica e poi, come appunto diceva il nostro amico,
in qualunque festa o che le canzoni di Gio Renato sono sempre presenti, non sono mai sparite, ma no, così. Non sono mai sparite e non spariranno mai, questa è la particolarità. O Sarracino, bello guaglione, cos'è sta storia che tu e il maestro sapete e noi no? La sappiamo, ma perché ce l'ha allora c'è un trio no, però qua. Però è una supposizione. È una supposizione. Si è parlato all'epoca che questa canzone fosse dedicata a mio padre, che era un bel ragazzo. Hai capito? E anche un po' birichino. E lo dice con l'aria soddisfatta lei, anche un po' birichino. Quindi potrebbe essere... A differenza di Gio Renato. A differenza di Gio Renato. Lei da chi ha preso? Da Gio Renato o dal papà? No. Da nessuno dei due. Le ho fatto una domanda impertinente. Posso raccontare un'altra cosa per quanto riguarda invece Gegè Di Giacomo, sì, che tra i vari artisti era il meno carino, diciamo così, però era il vero playboy dell'orchestra. Ah, però. Vero playboy perché quello le raccontava già che dove andava trovava ragazze che gli facessero la corte. Allora signore, questa è meravigliosa. Allora, o Sarracino, cosa vuol dire o Sarracino? Un vezzeggiatino. Sì, è un Sarracino dell'epoca, no? Storico, era questo qui che camminava un po', che faceva... Bello guaglione. Faceva innamorare tutte e poi il giorno che incontra la Rossa perde il cuore lui. Sapete com'è? Io mi sento ovviamente immediatamente citata. Antonio Coppola, Riccardo Balsamo, grazie intanto, perché noi vi stiamo aspettando, e per i saluti finali molto rumorosi attendiamo che sia finito o Sarracino. Andiamo signori. Ricci, occhi briganti io solo in faccia, ogni figliola s'appiccia, si vede passare, la sigaretta a mucca, una mano tinta sacca, e se ne va a smargiasse per tutta la città. O Sarracina, bello guaglione. O Sarracino, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle core, sape fa amore, è malandrina, è tentatore, se io guardate vi fa innamorare. È una bionda sa velena, è una bruna se innamora, è veleno calamita, chi ste femmina che la fa. O Sarracina, bello guaglione, e belle facce, e belle core, tutte femmine fa innamorare. Sarracina. Signori, grazie al maestro Renato Carosone, grazie a tutti, questo è l'Ora Solare, grazie Antonio, grazie Riccardo.